Per ora non abbiamo elementi per dichiarare che ci sia qualcosa di soprannaturale. Il più cauto di tutti è proprio il parroco Don Giampaolo Bano. La parola d'ordine, ripetuta anche nella messa domenicale, è prudenza. Quasi una doccia fredda, almeno per quelli che speravano di essere di fronte ad un miracolo. Per appurare se quelle che hanno bagnato il volto della Madonnina siano state lacrime autentiche, così come sembrerebbe essere accaduto già 2 volte negli ultimi 2 venerdì e non un normale fenomeno fisico, serve tempo e le necessarie verifiche della curia affidate ad un delegato del vescovo. L'invito ai fedeli è di attendere nella preghiera. La pazienza è che non ci permette di esprimersi in maniera autentica sulla realtà di questo fenomeno, e questo ci permette di avere un po' la prudenza, ma anche la bontà di attendere perché la competente autorità possa anche esprimere un suo parere. Quando ci sarà messo al corrente e a conoscenza di tutti. Per il momento la cripta che custodisce la Madonnina rimane chiusa per evitare quello che sarebbe un prematuro via vai di credenti o di semplici curiosi. I nostri fedeli hanno anche desiderio di poter scendere in cripta, di vedere la Madonnina, che sempre hanno avuto la possibilità di accedere a questa cripta per la messa ogni giorno. Se adesso il loro parroco dice abbiate pazienza, attendete un po', è un fatto che è una statua. L'altra statua che c'è in chiesa, più bella e più grande, non ha dato nessun segno. Qual è allora delle due che dobbiamo credere? Non cerchiamo il miracolo, sottolinea il parroco, piuttosto meglio concentrarsi nella preghiera. Sono a disposizione per l'aspetto spirituale io e vigilare perché si crei comunione e non confusione. Ma non bisogna gridare al miracolo. Appunto, sì, grazie.